Nuovamente da Piancastagnaio, 2 agosto, stiamo assistendo alle prime prove libere della Contrada di Voltaia. Vi ricordo il capitano Matteo Bocchi, Pantino scelto, c'è stata la conferma di Giuseppe Zede che per il terzo anno torna nella contrada di via 20 settembre. Allora, con lui Cersosimo, e mentre prima hanno provato assieme Forban Tupecò con Aiode Sedini, montato da Cersosimo, quindi il secondo per chi sta guardando, porta la maglia bianca. Ora è il momento di un cavallo piuttosto esperto come Adore da Clodia, 12 anni, un cavallo che tra le sue vittorie c'è anche il palio di Fucecchio 2021 se non erro. Allora, con Gavino Sanna, se ricordo anche la zona dove devono stare, partito, riprende a piovere, nuovamente tirato il canape, la seconda prova. Ricordiamo Adone da Clodia, montato da Giuseppe Zede per la Contrada di Voltaia, che oggi 2 agosto sta facendo la sua prima prova in previsione del palio 18 agosto 2022. È tornato a piovere leggermente, più esperto, 12 anni, Adone da Clodia. Vediamo. Nuova mossa, vediamo. Ferma nuovamente Adone da Clodia. Vediamo se verrà a tirare nuovamente il canape. Prima siamo alla terza prova della mossa. Vediamo se come precedenza lancerà al galoppo, sembra di sì. 2 prove speculari quindi per Voltaia. Vediamo Giuseppe Zede che va a concludere il primo giro. Ricordo, sono 4 giri più questo tratto di direttura, ecco fino a dove si trova in questo momento Voltaia. È uscito il sole, termina il secondo giro. Voltaia con Giuseppe Zede su Adone da Clodia. Vediamo. Richiama già il cavallo. Vediamo se ci saranno altre scelte. Sembra ormai conclusa questa prima prova di Voltaia. Ricordo che le contrade hanno tempo fino al 10 agosto, giorno in cui verrà presentato il palio. Quest'anno Patrizia Almonti, l'artista Patrizia Almonti, è stata incaricata dal comune di eseguire l'opera, che sarà molto attesa. Ricordo che è la stessa artista che in precedenza aveva già
realizzato il palio del 2020, non corso a causa della pandemia, ma che è stato presentato comunque nello scorso mese di maggio e che rimarrà esposto all'interno del Palazzo Comunale, nella sala del Consiglio Comunale. E la stessa artista aveva già realizzato, oltre ad altri interventi in porcellana, aveva realizzato anche il piatto del cosiddetto cupello, ovvero il riconoscimento che va alla contrada che più si è distinta durante il corteo storico e nel rispetto dei regolamenti previsti dal protocollo del palio. Prossimi contrade sarà la contrada, sono attesa la contrada del Coro e di Borgo nella serata di domani intorno alle 18:30.